E niente, c'è crashato tutto. Tranne me. No, a Ricky no, a me è crashato tutto. Ormai poi è partita perso, ho fatto un botto di casino. E anche noi sei cresciuto qua. Sei crashato pure tu? Cos'è? Il gioco che crasha, cavolo. No, una cosa non ho visto. Vabbè, ora riavviamo, dai, niente fa. E Dai. l'altra volta abbiamo giocato tranquillamente. Mai è crashato. Riproviamolo, dai. Mamma! Ma! Chiudilo, chiudilo. Per favore! No, non leggi, non leggi. Se tu leggessi, non hai letto niente. Premi solo la X e basta, ora ti rimane così. Leggi che c'è scritto. Ma che Windows, ci mandiamo a fare a scuola? Windows, Mm. se ne va. Ok, leggi cosa c'è qua. Hindi had stop message in inglese. Sì. Non Ah, capisco. stopped working, ha finito di funzionare. Ok, quello lo puoi chiudere alla fine. Qua c'è scritto se gli vuoi mandare un report di quello che è successo. Noi facciamo solo questo qua e lui gli manda così, gli manda dei dati agli sviluppatori per capire se possono eliminare quel difetto. Quella che hai chiuso prima, c'era scritto vuoi chiudere il programma che si è bloccato? Se tu premi la X non te lo fa chiudere, devi premere chiudi il programma. Devi leggere, a leggere. Mamma! Un Giorgio! Per favore, per piacere! Sì, per favore, per piacere, Giorgio! Perché? Guarda perché? Ma perché tu stai direttamente cavolando? C'è tutta una storia ogni cosa. Picchi, fu, picchi, picchi. E quando c'è tutta la storia dell'Inter? Eh? E quando c'è tutta la storia dell'Inter? Di perché? Era San Marco Catalodello quella, io non la so tanto bene. Cioè, tu non sai niente! La San Marco quella. Ti posso raccontare quella di Geffredo se vuoi però. Ok, dimmela. E allora, c'era una... Ah, guarda, mi sto facendo fare il riepilogo della missione. Ok, Allora, quella di Geffredo... Anche ora te la racconto. storia, vai, vai! Vai. Niente, in un bar, c'era in un bar, c'era questa ragazza del nord che cercava una persona, no? Che cercava una persona che di cognome si chiamava... E niente, viene questa ragazza, tutta in italiano, sai, giustamente, al bar. Uè, avete visto Sebastiano? Avete visto Sebastiano? E là c'erano tutte persone, sai, parlavano solo in siciliano. E dico, oh, ma quello è chi sta? E qualcuno gli domandò, ma Sebastiano què? E lei gli rispose, capito? E tutti si scassarono le risate, si pisciarono tutte le risate, perché sapevano che il nome era sbagliato come aveva detto lei. Ed è rimasta sta cosa. Te capì? Dietro ogni parola che dico, guarda che c'è una storia. Perché ti invito io, Ah, invitato. ok. Invitato. Ho votato un matrimonio. No. Na, na, na. Where again? Questo lo sci pubblico che fare? Questo lo spostiamo. Ok.
No, ma io devo mettere pronto ancora. Io mettilo. No, te capi. Uh, uh. Io ho 10 teschi strani mentre che tu ne hai. Manco uno. No. E che so, rango. Rango 10. Tu sei a rango 10, io sono a 34. Lo so. Ah, ma quindi adesso siamo anche su YouTube? Vuoi dare il link a un paio di amici? Su YouTube? Sì. Su YouTube? Ti Su fa- YouTube. Fatti dare il telefono da mamma, gli mandi il link a un paio di amici. Ok, Dice, cosa vuoi devi guardare la mia vedere? partita su YouTube o su Facebook, ma anche su YouTube. Su YouTube, su YouTube. Il tuo canale, guarda. Qua siamo. E come mi chiamo? Siciliano Play. No, aspetta, ti mando il link sul telefono di mamma, no? Che si vede così. Vediamo. Ah, ok. Ti mando il link perché forse non ci trovi in quel modo lì sul telefono di mamma, su WhatsApp e tu lo giri ai tuoi amici e possono guardare la nostra partita. Sto capendo. Guarda, Devo solamente dirgli basta. guarda, aspetta. Devo solamente Qua sta partendo. dire solamente. Fatti dare il telefono da. Aspetta che gli mando il link. Il telefono da. Vabbè. Arriva. Non è mamma che non la trovo. Ok. WhatsApp. Oh, guarda, apri WhatsApp. Io ho mandato loro il link qua, video marito. Questo qua è il link del tuo canale, cioè del nostro canale. Ora se tu ci schiacci sopra, te lo tieni schiacciato, te lo copi, compra il link copiato e l'ha copiato. Ora puoi andare, non lo so, Francesco Daniel, questo? Questo è Salvo Daniel. Maurizio. Vabbè, Maurizio. Ok, e gli fai un vocale. Maurizio, sono live su questo canale se mi vuoi guardare su YouTube. Maurizio, sono in live su YouTube. Se vuoi guardare a me e mio padre, vai in questo. C'è il link. Sì, c'è il link. L'abbiamo mandato. L'ho mandato ora, ok? E poi che lo vuoi mandare a Leo, che ne so, Salvo Daniel. Leonardo mi va bene, poi l'ultimo. Leonardo. Io devo decidere, i tuoi amici sono, mica sono i miei. E dov'è? Qua non c'è Leonardo. Mira, mamma di Leo. Mira, mamma Leo. Al gruppo, vero? Quale gruppo? C'è un gruppo. Aspetta, ora gli mando un messaggio. Ma che gruppo è, papà? Che ci sono pure io. No, ma qua sta iniziando però. Leo, al volo dico che se ci vuoi guardare questa bella era live su YouTube di mio papà, ok? Questo qua è il sito, cioè questo qua è il canale che ti ho mandato il sito. E se vuoi entrare, cliccaci, ok? Ciao. Però, ma qual è sto gruppo che dice mamma? E poi c'è un gruppo su WhatsApp che ha creato Leo. Si Leo? chiama Gruppo Bello. E chi c'è in questo gruppo? Io, Leo, Maurizio e Fazio. Gruppo bello. Sì, si chiama Gruppo Bello. Ah, qua l'ho trovato. Però poi prima che ci cecchino comunque ci ammazzi, no? Sì, vabbè, gliel'ho scritto io, possiamo giocare, dai. Io ammazzo la pistola silenziata. Sì, ok? c'hai tu la pistola silenziata, mi sono riscordato, ma con che cacciatore sono entrato? Con lo stesso, non me l'ha tolto, mi sono scordato, sai che cosa di nuovo? Il bellissimo tirapugni. Ah no, c'ho un coltello adesso, mani. Allora, indizi, mappa, la mappa, ok, andiamo di qua, vai. Oh, c'è lo schifo enorme. Passiamo di qua. È scemo.
Non ti vede. Le sanguisughe ti vedono, ma lui non ti vede. Sono le sanguisughe a vederti che gli dicono dove sei. Oh, anch'io c'ho la silenziata. Ah, ma pistaco però. Sanguino. Sta entrando? Che c'è qui? Munizioni? Ma l'indizio è di questa parte, di qua. Guarda. Papà, Ehi, credo che loro alla fine, se poi ci vede su YouTube in live, credo si iscrivano. possono scrivere, io li leggo i commenti se scrivono. Leggo qua. Ma ti dice come si dice di buono? Che? Quando loro mettono i commenti, No, no, lo leggo qua io e basta. Qui è qua l'indizio, papà, in questa casa. che tu allora lì, Mi sa che c'è qualche mostro qua dentro, eh? ammazzalo. No, la mina ci posso mettere qua davanti. E appena esce salta in aria. Vai. Vediamo se vengono. I zombie sono bruttissimi. Oh, sì, è saltato in aria ma non si è fatto niente. Ma tu l'ammazzo io. Ultimo proiettile. Non è morto. Oh, vedete che carica, che sgraziato. Mi ha pestato. Quindi però potevo bene, che carico, ma stesso solo qua, sono quasi morto. Ma dove te ne sei andato, scusa? Aia, come sei quello che c'ho dietro? Non posso ammazzare niente io, sto morendo. Mi ha ucciso. Aia, ci vuole Ma scusa, non ce l'hai un'arma corpo a corpo? sì. E allora perché non la usi? Ormai sono troppo vicini quando è così. Devo curare. Colpito. Ok. È sbagliato. Comunque non ne fa proprio pistola danno sta pistola qua. Buona, Era silenziosa. Da contro il mostro quello. testa fa male. Ma l'ho presa in testa 3 volte. Beh, quello è il mostro è mostro appunto. No, invece i zombie normali. Mamma mia, per caricarla come l'anni. Sì. Dai, l'indizio, che qua. Potete io quest'arma a corpo a corpo. Andiamo all'indizio. A corno a corno. All'indizio. Aia, non è qua. Ti sfondo! Abbassati. Se c'è qualcuno ci fa la pelle. Mai, Guarda un attimo e poi passiamo. vedo un chiamato. Siciliano player. Sparo. Hai sentito? Sì. Vai, passiamo, attraversiamo. E dove sei iscritto? No, è qua, c'è il risolotto, passa di qua. No, cavolo, la cuffia mi si sta spegnendo. No, dove c'è uno zombotto? Sciotto, rotta la testa. C'è un palo, attenzione! I pali sono le cose più pericolose al mondo. I pali sono le cose più pericolose al mondo. sapete. C'è lo schifo con il filo spinato. Sono Morto. Quelli vicini sono. Senti gli spari? Cani, c'hai i cani dietro. il cane! Ucciso. Altri ne sono lì. Altri? Sì. Ma basta cani! Troppi cani! Ci sarà pure buoni in mezzo, basta! Tira pugni, tira pugni. No! Tira sti pugni! Se si tira pugni, tirati sti pugni. Andiamo.
Da questa parte. C'è un mostro. C'è il fuoco! C'è il fuoco a fianco, sto schifo! C'è il fuoco a fianco! Morto, vai. C'è il fuoco! Sopra! Ti puoi curare che se hai bisogno. Ma sto personaggio c'è non c'è tanto. Dov'è il prossimo indizio? Mi pare là, però è lontanissimo. Perché c'è anche l'altro mostro. Sì, sì, verso quella direzione. Si è chiusa lì la mappa, se guardi la mappa. Aspetta, c'è dei zombie. Dove? No. Sparo. Pistola fidanzata. Melanzana. Pistola melanzana. Pistola melanzana. A chi lo uccide prima? Pistola Ah, ma che... melanzana. 7 colpi, tipo, può ammazzare uno zombie, ma dai. Qua c'è uno. Qua altri ce ne sono. Qua c'è zombie strani. Stiamo consumando bei proiettili, però appena troviamo una cassa subito. Ma dov'è l'indizio, papà? Mi sa che mi è passato. Errore. Da questa parte, dove vai? Aspetta, forse io Ma ok, è crashato di nuovo. No, no, premi ok, premi ok. E premi X allora. E allora premi di nuovo il gioco. E allora ti è crashato il gioco. Hai perso il collegamento con la recessione, mi dici. Perché eri tu, Ghost. Error launch crash sender, non ci credo. cosa è successo? Ma qua poi tu stai scaricando, che sta fanno? Ma come no? Steam verde. Ma io volevo di tu pure per giocare? No. Dobbiamo ammazzare il cavallo perché così non soffre. Questo è il crash. Che bello! Ricordo il partito, non si è visto veramente il partito. Mi sparate in testa. Ah, il gioco è crashato. Questo- Headshot. Oh, sta scaricando. No, No, non sta scaricando. Ah, perché crasha, cavolo? Riavvia sto computer. che? Riavvia sto computer. Poi su New scemo, guarda, lo ricordo. Che storia hai tu? Oh, ma papà, potete una canzone? Lo so che è la canzone. Quindi, Che storia hai? Abbiamo rilevato che ti sei disconnesso dal server durante il combattimento. Non io. Non io. Finiscila di fare lo scemo. Seriamente però. Ci sono i pinguini! No, vabbè, sono miliardi di pinguini. Stop, apocalisse di pinguini. Dai, Apocalisse. metti la password, Riccardo, dai, serio, tra un po' me ne devo andare. Zitti, non si dice la password. Io devo andare a studiare. Certo che non si dice, è normale. No. E non mi schermo. No. No, A caccia di marmi. È proprio tutto marmorizzato. che storia ha Marco? Vediamo. Che storia ha Marco? Spiega. Che storia ha Marco? Cosa? Che storia ha Marco? Marmo? Marmo eri tu. Il marmo è quando eri proprio piccolo, 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 eri il marmocchietto. Ma marmo è il materiale. Lo so, e poi sì, marmocchietto, e poi si è andato a finire a marmo.
Sogni io scemo, eh? Sempre te lo ricordo io. Zitta! Riccardo. Ti ammazzo! Non ne potremmo fare una partita, però, nonostante tutto. C'è un maiale, c'è un cinghiale, c'è una carpa. Che no, niente sto dicendo. Come si così? Non ci stavo guardando, stavo ascoltando la canzone. Manco ne potremmo fare una partita. Manco una partita. Tante presidenzioso. Via, no, cioè puoi cambiare quella canzone. Tatta nella vecchia fattoria, quando è bestia zio Tobia, nella vecchia fattoria. Tante presidenzioso via. Io, vai, io, non c'è ok? Che? Premi ok? C'è un maiale, ma non era quello di prima. È un altro maiale. Uè, C'è una cresciare. carpa parlante. La storia della carpa è bella. Facciamo un riassunto ma molto velocemente. Nessuno gli chiedeva niente. Beh, la pistola silenziata è la mia nuova arma preferita. Giustamente. Uno gli chiese ciao carpa come va? E lei La mia fa nuova arma preferita. Ah, questo veramente. mi fa schifo, sto Martini, col colpo singolo, non lo voglio. Allora ritorniamo alla fattoria. Ta 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 È ta un ta bello ta. Winfield, che mi che io. Nella vecchia fattoria, Che era che più potente, tipo. tante bestie zio Tobia. C'è, c'è, Cioè, perché sono c'è equiparati, una scusa, no? gallina, E gli è chiesto. c'è un cane, c'è una pecora, c'è un mostro gigante che Ah, uccide le raggio di persone. efficacia, che con 150 metri. Ma colpo Ta 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 singolo. ta ta No, ta no, io ta 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 preferisco ta. Winfield. O Nella vecchia addirittura lo Springfield. fattoria, No, Winfield. Winfield tante per il bestie 7 zio più 1. Tobia. Che non devo ricaricare ogni colpo. Tante bestie nella vecchia Preferisco fattoria Winfield. sono morti tutti. E Niente, questo poi famoso genocide. prendo questo, prendo il Ecco, classico tirapugni. bianca è stata la Cioè, pecora, ecco. Quando lo dinamite ciarato. aveva un passato criminale, E si aveva parte. evase le Ah no, tasse. aspetta, ti devo invitare. Lo faccio prima. No, no, ti invito io da qua, ti invito. Che se cresce meglio da qua. Premi ok. Un gruppo di procioni feriti, grave evaso le Sì, tasse. è arrivato ancora. Aspetta. Vai. Grave evaso le tasse. Basta provarsi a vedere che cosa nella fattoria. Nella vecchia fattoria, Quante bestie a zio c'è una Tobia. grande carestia Oh. e sono tutti morti. C'è un maiale morto, c'è un cane morto, c'è un gatto vivo, ma apparteneva di un'altra fattoria che non si conosce. Infatti c'è anche un gatto morto, c'è una giraffa. Oh, finite. Vai, abbiamo pronto? Lo facciamo iniziare. Na 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 na. Go! Boom! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ah, 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 Bam, bam, bam. ah.
papà, ma qualcuno ci scrive in chat? No. Prima papà erano 35 persone, poi è cresciuto tutto, lo streamer, robe varie, sì, l'ho rimesso. Cosa? Era cresciuto. Tutto era cresciuto papà, proprio tutto. Ma tu come fai sempre ad avere minimo 5 persone? Faccio qua la pubblicità su Facebook, no? Ma perché io nel mio canale non c'ho mai una persona? Perché non lo pubblicizzi papà. Se per esempio tu quando sei in live lo dici almeno ai tuoi amici, qualcuno viene a guardare, no? Devi fare la pubblicità, perché quanta gente c'è che gioca a Fortnite in streaming? Milioni tipo. A voi. Poi c'ho quelli super famosi, no? Ma io non gioco solamente a Fortnite nelle live. Lo so, ma è quello il problema, che lo devi pubblicizzare il fatto che sei in live. Ho fatto pure. Ma io papà pure, ho detto. Mi pare di averlo detto, l'avevo detto che c'avevo il canale TikTok sulle mie live. Sì, l'avevo detto. Cosa? C'ho pure il canale TikTok. Ma gli amici già non mi scrivono mai. Papà gioia, sono social dove ci sono milioni e milioni e milioni di persone. No, ma io attimo c'ho uno, due spettatori. E più quando c'è il video a me non mi rispondono mai. Lo so, papà, è così. Non è facile fare crescere un canale. Ci vuole tanta pubblicità, ma soprattutto devi fare delle cose, insomma, che la gente interessano. Che ne so, aspetta, ti spiego. Devi essere positivo, come dire, divertente, devi parlare comunque. Ah? Io faccio lo stupido così sono divertente. No, papà, non è che fare lo stupido significa essere divertente. No, non è così, non funziona così, Gioia. Non funziona così. Ma intendo. Fare lo stupido, la gente guarda, si fa una risata un minuto, ti dice che sei stupido e non ti guarda più. Ma non in quel senso. E in che senso? Nel senso tipo stupido ma allo stesso tempo divertente. No, papà, non c'è una cosa stupida e divertente, secondo me. Una cosa può essere anche divertente, ma non per forza stupida. Non è che perché tu vedi su internet tutti quegli scemi che fanno tutte quelle stronzate e la gente gli mette like, lo scopo della vita deve essere quello. Quella è gente che non ha nient'altro da fare nella vita di buono. E allora fa lo scemo, perché non gli è rimasto niente più da fare. Tu no, papà, tu sei un ragazzo intelligente, stai studiando, hai tutta la vita davanti, non hai bisogno di fare lo scemo. Per fare un canale YouTube o per fare un canale Twitch. Sai molti perché hanno molti viewers, la gente gli parla, ci va e gli dice perché sono bravi a giocare. E la gente li va a guardare perché vuole diventare bravi come loro. Tutti questi streamer che mi guardo io. Ogni tanto me lo guardo uno scemo che fa cazzate, va bene? Ma io poi mi guardo quelli che sanno giocare. Perché quelli che sanno giocare mi possono insegnare a giocare bene. Quelli guardo, a quelli io gli faccio la sottoscrizione, a quelli io gli faccio la donazione. Con quelli io scrivo in chat, c'ho piacere di scrivere, c'ho piacere se mi rispondono, sono contento. Non che i scemi come interessa, mi scordi i scemi. I scemi vengono dimenticati poi e rimangono invece le persone valide. Te capì? Allora ti sparo a centro di panza, venite, dai, hai visto dov'è il primo indizio? Qua abbiamo un indizio quello vicinissimo. Io ho un piccolo problema. Quale? E le mie anime fanno schifo. E perché ti dovevi fare meglio? Oh, poi ci studiamo bene, ci guardiamo qualche video o ci guardiamo qualche streamer tipo Volshend, quello che ci ha fatto l'altra volta il raid di 20 persone. Qua c'è uno, me lo voglio fare, fatto. Ci guardiamo il suo stream, se gli facciamo delle domande e lui ci risponde. Ma è di là papà la cosa, non ce ne andiamo a muzzo, dobbiamo essere veloci. E di qua. Qua dentro. Wow, è pieno di. No, è pieno di mostri! Dai, devo cambiare il sistema di mira che devo premere 3 tasti praticamente per magari così. E non deve essere così. Devo cambiare il sistema di mira. Sì, poi ce lo cambiamo. Eh no, già noi quando dobbiamo premere il destro, allora lui deve essere normale così, secondo me. E poi quando premiamo il destro si deve mettere così. Non che prima così, poi così e poi così. È un casino tutti i voti. Ok.
E c'è dalle opzioni, si può cambiare sta cosa, io già l'avevo vista. Levati, ti taglio la gola. Dov'è l'altro indizio? Di qua andiamo. Qua ci sono zombie. Fatto il primo e fatto pure il secondo. Oh. Che papà? Dove sei? Ah, qua sono? Ai ai. Aspetta, oh, di resto casomai. Oh, qua ti può curare, c'è una cosa a terra per curarti. Intanto. Sì, sì. L'emorragia ti ha fatto fermare? Ma non hai cure? Eh sì. Una trappola, proiettili buoni. Boh, in questo momento non penso ci sia tanto utile. Dobbiamo invece andare a prendere più velocemente possibile. Oh, mi sa che è qua sotto, può essere. Oh, non trovo più sto cavolo di indizio, dove cavolo è? Che infuocato c'è, appugni, appugni, appugni. Fuoco pigliare calibro. Oh, ma che stavo? Muore, ancora. Oh, mi ha tolto un sacco di energia, sto scemo. Ah sì? Scoppia anche da terra? Ah no, io non gli sparo. No, no. Aspetta, beh, da lontano sì. Ah, è scomparso, è squagliato. Allora, Ricca, l'indizio dove cavolo sta? Da questa parte, andiamo. Di qua non si sale. Appunto. Ci hai provato? Vai. Dove sei? Andiamo. Sì. Wow, chi ha sparato? Non lo so. No, qua è tutto campo aperto, muoviamoci. Siamo a bersaglio qua, siamo. Dobbiamo entrare. Riccardo, dove sei? Ma da dove sei andato? Da questa parte? Di qua sei, via, via. Via, entra di qua.
Vieni di qua, che cazzo, stiamo perdendo un sacco di tempo, vieni di qua. C'ho le cose dietro, i scemi dietro. Entra, vieni. C'era un buco, c'era. Ringhiera, se tu non te ne andassi a cazzeggiare e venissi presso a me, qua salti, se salti qua e basta. Via, andiamo. Un sacco di tempo abbiamo perso, già avessimo pigliato. Di qua. Lo so, però se veniva presso a me giochi dentro. Maestra, ti fai sparire Qua dentro mi sa che... Oh no. No, non è qua, di qua è. Là dentro. Chi è? Oh, ci sono, vabbè. Stiamo attenti. Ma non beh. Cos'è sta campana? Chi ha suonato sta campana? Tu. Cioè invece di stare nascosto, di non farti scoprire, ci suona la campana. Anche di qua c'è lo schifo, dobbiamo entrare velocissimi. Qua, di qua si entra. Io mi metto il tirapugno. Che è? No, ci ho visto. No, sono morto. Io sono morto quasi. O mi curo o sono morto. No, no. No, spacca pure i cancelli. Mi devo curare. Oh, a fuoco si è dato da solo. No, scappa. Scappa. No, non mi fa curare. No, qua è pieno di zombie, come nato siamo. Che cavolo è successo? Mi hanno rinchiuso. Sei morto tu? Sì, ma io ho troppi zombie appresso. E come cavolo scappo. Mi hanno chiuso. No, là c'è il pazzo. Sono in troppo, non ce la posso fare, non è mai. Morto. Ne ho ucciso qualcuno, sì. Ci abbiamo messo troppo tempo. Tu ti sei messo lì a piazzare trappole senza motivo. Capito? Ascolta, ciao Mattias, grazie. Ma la trappola in mezzo alla foresta. Che cosa serve, scusa? Papà, perché uno non la vede? Ma chi ci deve andare a passare da lì? Se stiamo andando all'obiettivo, è meglio prendere l'obiettivo che piazzare una trappola che forse succederà una volta ogni 150.000 partite, che poi posso capire davanti a una porta dove c'è un punto di interesse, ma lì in mezzo mette una trappola, non serve a niente. Vabbè, io però adesso devo andare in bagno. E vai in bagno, dai, vai. Bagno. È un mondo difficile, così. Insegnare la educazione a piccoli di questi tempi. Dicono tutte queste scimunite della televisione, io tutte non voglio io poi parlare su vierci, tutte queste scimunite su TikTok magari. E poi... Mamma, non sono scemi su TikTok, perché? Ah papà? Non sono scemi su E beh a papà danno questa impressione però, che fai lo scemo, fai lo stupido, ti danno i like. E poi ti danno i soldi. Ma non solo su TikTok, da tutte le parti, YouTube, Twitch, da tutte le parti quelli ci sono papà. Da tutte le parti. Su YouTube ti vedono tutti. Tra la voglia, su YouTube sai quanto danno giù scemo papà. Da tutte le parti ci sono le persone così a papà. Le persone, però un ragazzo come te, giovane, che ha le opportunità, che ha le possibilità, deve puntare su altro. Tu potresti diventare per esempio bravissimo a un videogioco, no? Se tu diventi bravissimo a un videogioco, che sa, anche un videogioco famoso, no? E tu apri un canale Twitch e cominci a farti un po' di pubblicità, la gente vede che sei forte. Certo tu entri in un canale, no? Che non conosci. E il tizio che sta streamando
non parla, non è divertente, è triste, a giocare non è bravo, cioè, non ha, cioè, tu lo guardi 10 secondi, 20 secondi, un minuto, 2 minuti, fai sta valutazione e dici, cambi. Ah, sai, sfogli di nuovo, ah cavolo c'è quello, super forte, super famoso. Anzi, no, aspetta, scusa, mi ho sbagliato esempio. Invece entri in un altro canale, sempre di uno che non conosci, magari c'ha 10 viewers questo. Niente, 10 viewers che sono, gli amici. Però lo guardi giocare, dici, cavolo, questo è fortissimo. Sa parlare, sa spiegare, ma soprattutto è forte, magari non è simpaticissimo, va bene, facciamo così. Però è forte a giocare. A te piace quel gioco, lo sai che fai tu? Rimani là a guardare per capire come fa questo, come fa quello, come fa quell'altro. Poi magari gli fai una domanda e ti risponde, ti spiega quello che tu vuoi sapere. E la prossima volta saranno Tipo maestro. tipo maestro, sì. E poi la prossima volta saranno 20, 30, 40, 50, 100 viewers. E chi lo sa poi che cosa può succedere? 1000? E chi lo sa che cosa può succedere poi? Non si sa che cosa può succedere. Papà, Però tu devi dare un motivo alla gente per guardarti. papà. Mettersi a gridare senza motivo o fare così come fanno certuni. Sì, lo guardi un secondo, ma la prossima volta che tu becchi quella persona, non lo guardi di nuovo. Già l'hai guardata quella cosa scema che ha fatto. Forse ti ha fatto pure ridere. Ma stop, non guardi più. Il tempo è importante, Gioia. La gente il tempo lo deve investire bene. Ehi. Quindi ti volevo dire, Mm, posso dai, me la sono scordata. cosa? Dai, mi sono scordata, vorrei dire. Lo so, a volte capita, come c'ho tanti pensieri. E allora abbiamo il tempo per un'altra partita. Ce la facciamo? Eh? Ok, ma perché il tempo solamente di una? E perché sono le 4 e un quarto. Il tempo che finiamo questa partita passa, io penso, un altro quarto d'ora, 20 minuti almeno. Papà, Ehi, comunque adesso mi sono ricordata di una cosa. cosa? Non ti devo dire. Vai. Che praticamente una volta Mm, vedevo le live di uno che non parlava, mm. però allo stesso tempo era simpatico. Sì, Perché, come si dice, cioè lui era bravissimo a giocare a baldi e in quei giorni a me piaceva tanto. mhm. Era campione, cioè ha fatto pure modalità difficilissima con due, non uno. E quello è uno che tu lo guardi e continui a Però guardarlo. non parla. E vabbè, non parla perché magari è timido, non gli va di parlare. Però lui sa di essere forte e dice: Vi faccio vedere quanto sono bravo. Ognuno, anch'io me ne sono fatto tante volte queste domande. Alla fine mi sono dato una risposta. Io personalmente. Poi per un'altra persona magari la risposta è un'altra, ma per me è una. Quando tu fai lo streaming, che fai queste cose, devi essere te stesso. Se vuoi ridere, se vuoi piangere. Certo, meglio non piangere in streaming, meglio sempre di essere positivo, tranquillo, felice, così la gente si diverte. Però la cosa fondamentale, dici, ma come dovrei fare? Fai una cosa, sii te stesso. Se la gente ti apprezza per quello che sei, bene. Però non fare cose, devo fare questa cosa, anche se è scema, anche se è pazza, anche se perché così prendo i like. No, perché poi quello ti porterà a fare delle cose sceme, stupide, pericolose anche. Lo sai che uno in Russia ha ucciso la sua fidanzata per fare like? Che per scherzo l'ha chiusa fuori tipo nuda nel balcone, per scherzo. Ma erano in Russia. In Russia fuori nel balcone ci sono meno 20 gradi. Tipo il congelatore nostro, però considera, cioè nell'ambiente. Ma quindi la ragazzina. Dopo 15 minuti e tutti gli scrivevano, tutti gli altri scemi. No, molti gli hanno scritto che cosa fai, che cosa stai facendo, fallo entrare, c'è troppo freddo, rischia di morire quest'altro. Lui dopo 15 minuti ha aperto la porta, tutti giustamente aveva un sacco di viewers che guardavano tutta questa cosa. Ma perché lo guardavano? Lo guardavano perché pensavano questo è scemo, questo è pazzo. Non perché questo è divertente, guarda che bravo. E alla fine la ragazza è morta, papà. Quando gli ha aperto dopo 15 minuti e l'ha portata dentro, era morta dal freddo, perché si può morire di freddo, a meno 20 gradi nuda per 15 minuti muori, normale. Quindi sì, sempre te stesso. Papà, ma quello che si. Puoi anche essere non bravo, però sei una persona socievole, che parli con le persone, parlate di questo, di quell'altro, tra una partita e l'altra, e la gente ti segue. Può essere tante cose o solo una cosa. Ok? Può essere bravo e socievole, può essere bravo, simpatico e socievole, può essere solo socievole e simpatico, ma non bravo, può essere bravo e poco socievole, poco simpatico no, la simpatia ci vuole sempre,
Però una cosa non porta mai avanti, troppo avanti. Fare lo stupido così tanto per farlo. Papà, e ti volevo dire, Mm. ma alla fine il tipo che ha scoperto che la sua ragazza era morta, Sì. cosa ha fatto? Che ha fatto? L'hanno arrestato, papà. Omicidio colposo. Eh sì, però papà, ma lui ha pianto. All'inizio tipo, oh, risvegliati, sveglia, ma stai scherzando, sveglia. Però già era scemo di suo, perché se tu fai una cosa del genere, già sei scemo. Non è che diventi scemo dopo, nel senso, ah, l'ho uccisa, sono stato uno scemo. No, già sei scemo prima. 10 secondi, se proprio volevi fare uno scherzo del genere. 10 secondi, lascio fuori, ti faccio spaventare 10 secondi, ah, tranquilla, entra, stavo scherzando. No, un quarto d'ora. E tutto perché? Perché più lui la teneva fuori, più aumentavano i viewers. Ma i viewers non erano là a battergli le mani. Bravo, sei bravissimo, bravo, ti amiamo. No, erano là perché quello stava facendo una pazzia. E infatti poi la ragazza è morta. Ora giochiamo, dai. Lo so, papà, lo so. Ma veramente mi stai pigliando in giro? Non ti sto prendendo in giro, papà. Quando scherzo, scherzo. Quando sono serio, sono serio. Ti racconto una storia vera. Beh, non so. E allora, il mostro numero 2, la mappa è più piccola. Io andrei per il mostro numero 2. E quindi in questa direzione. Perché questa qua mi sa che va in... Questa, aspetta, vediamo in che parte va questa. Potrebbe essere... No, mi sa che... ma preferisco questa, va, in poche parole. Ce n'è qualcun altro più vicino? No. Questa qua davanti. E allora, io mi sono scordato di farmi l'armamento. Mi sono scordato tutto. Di farmi l'armamento. E va bene, ormai. Ce l'ho qualche corpo a corpo, anzi ce l'ho una corpo a corpo. Comunque sono con un cacciatore proprio schifosissimo, va bene. Fa niente. E se non fa niente, Riccardo? Se non fa niente, fa ride. Papà, Dai. anche tu stai guardando il Cristiano. Che? Anche tu stai guardando il Cristiano, hai visto la... E qua, all'indizio sono quasi io. No, il Cristiano che tu avevi detto. Chi è? Il Cristiano che tu avevi detto che era... Ah, no, no, io non lo sapevo, io l'ho letto poi. Tu stai guardando la live. Eh? No. Cosa mi devo salvare? La live di uno che ammazza la sua fidanzata, Riccardo? Ah? Sì, sì, però giochiamo adesso. Qua dentro c'è qualcuno sicuro. Nessuno c'è, come mai? Sì, ma qua sto fa domani da occupammo che non sto spegnendo. Mamma mia. Il fuoco è arancione, eh? Aspetta, c'è qualcuno allora, sento qualcuno che cammina nell'acqua. O no? Sì, sì. Stiamo attenti. Io ho armi proprio da schifo proprio. Vediamo se entra di qua. Quando il fuoco è arancione possiamo anche aspettare, così lui viene dentro magari. C'hai finestre lì tu? No. Attenzione dalle finestre pure. Lo sento camminare, lo sento camminare. No, ero io. Eri tu? Tutto sì. Ho fatto due passi. Lo senti? Qua Ma se qui passa davanti alla porta, non c'è tipo... ci sono le finestre qua. Papà, guarda proprio da me. Cosa c'è? C'è proprio tipo una piccola parte aperta. Bellissimo, bellissimo. Aspetta, vai da quella parte. Qua Apri la nessuno. porta. No, 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 no. Forse se n'è andato, mi sa. La senti sparare, eh? Mi sa che se n'è andato. Sento qua che c'è tutte le... Per passare mi sa. Che dovevamo fare? Niente. Guarda, qua c'erano altre finestre. Questa. Di qua lui è passato sicuramente. Oh, da questo lato, Lo sento.
questa direzione. Ok. Usciamo? Ho più pistole o pistola? Non saprei, forse la pistola, perché adesso da lontano mi sa che questo lo pigliamo. Questa pistola? Se lo pigliamo, maledetti. Questa pistola? Sto andando al terzo... Aia! Mi l'ho preso! Da dove? Da dove? Da dove? Non lo so, però ho visto Maledetti, si nascondono loro, si nascondono i maledetti. Sto che è facendo... pieno di finestre. Cioè, Sei entrato dentro? sì, sì. Aspetta, facciamo così. Io rimango qui. Aspetta. Ma forse ho capito, forse da là. Perché là è pieno di finestre. Guarda. Me lo pinghi di nuovo? Non si vede sto covo di ping tutte le volte. Non lo vedo, non riesco a vedere. Dietro di te. Dietro di me. Quella casa dietro di te. Da qua? No, no, l'altra. Da qua? Bella, No. bella. Non penso, no, Guarda, no. da me va poi è pieno di finestre. Ho capito, ma ci hanno sparato da quel lato lì a papà. Secondo me dall'altro lato. Sarà in mezzo alla boscaglia, sicuro. Nascosto in mezzo alla boscaglia. Io ci provo. Cioè mi sto spostando piano piano. Coperto sempre. Qua sono dove ci sono i gabinetti tipo. Gabinetti di legno. Sì. Lo vedo, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Scarico il fucile. L'ho visto. Lo vedo. Non ci facciamo vedere, non ci facciamo vedere. Cavolo di fucile a un colpo, lo odio. Già sto era morto già. Non lo vedo più. Eh, Non lo vedo più. Non avevo il colpo, gli ho sparato, non avevo il colpo in canna. Il fucile lo 15 che ci ha rotto. Era sotto, era sto maledetto. Aia, mi ha preso. Non lo so, dal lato, direzione. Ah, morto. A, a tutte e due. Vediamo, e guarda, guarda, qua spettatore. Puoi guardare da ritorno alla schermata di morte. C'è il tasto. Punto di vista dell'uccisore. ma c'era l'albero davanti! E papà ci ha visto. Ma se c'era l'albero! Ci ha visto e ci ha sparato. C'era là, e ci passa attraverso l'albero il colpo. No, attraverso l'albero no, ma attraverso il fogliame sì. C'era l'albero. Punto di vista, lo puoi cambiare pure con la co. L'albero, a papà, guarda che c'è di passaggio. Il proiettile è passato da qua e mi ha preso. A papà, lo stai vedendo il punto di vista? Te lo fa vedere precisamente. Non eravamo coperti, eravamo nascosti, ma non coperti. Sì, certo, io papà ero qua, poi lui mi ha colpito e quindi mi sono mosso, però poi mi ha ammazzato qua. Lo sai che dobbiamo fare? Noi stasera ci dobbiamo guardare un bello streaming di uno forte. Anche che ci guardiamo una o due partite che fa lui. Per vedere come gioca. Capito? E impariamo così. Oh, che ho fatto? Ah, qua ancora continua. E vabbè, papà, dai, stacchiamo, io comincio a prepararmi per andare al lavoro. Qua ancora stanno combattendo, ah. E vabbè. Pa-ra-pa-pa. Pa-ra-pa. Sì, ma questo qua è rango 57. Salami con. Salami con. Mamma, hai visto come si ammazzano allora i cosi, i cani? Sì. Tenendo premuto il tasto con il coltello forte, fanghi, la tagli la destra. Questa è una nuova scoperta, vero? Mhm. Ti immagini se questo qua sta facendo una live? Ti immagini qua? Già. Ma secondo me la sta Può darsi che sto facendo una live, non lo sappiamo. Per esempio, per guardare le live,
Beh, adesso perché c'è il gioco. Su Twitch cerchi il gioco Hand Showdown e vedi tutti quelli che sono in live. E vabbè, qua stacchiamo e ci vediamo stasera. Bye bye.